posso fare i contadini, facciamo in fretta, non c'è tempo. Il tema era molto delicato, abbiamo cercato di affrontarlo in maniera ironica e rispettosa e penso che ci siamo riusciti, visto i commenti, insomma, non ci sono tante critiche, pochissime, ma solo un grande risultato non per me, ma per tutta la squadra. Il Canal torna a vendemmiare e lo fa con la parodia di Mille. Il suo Vigne scherza, ma non troppo, sulla difficoltà di trovare manodopera per la vendemmia tradizionale, quella con ceste e forbici. Ma ora che mi guardo intorno siamo solo in tre, come faccio a vendemmiare se gente non c'è? Mi servivano dei giovani, hanno detto di no, se ne restano chiusi in casa per fare i TikTok. Faccio dell'ironia, io sono uno dei primi che vive di questo, però cerco di farlo in maniera intelligente, non sicuramente facendo il balletto e basta, ma portando dei contenuti che siano un valore aggiunto per chi mi segue. Lavoratori stranieri che risolvono il problema, ma interviene nel consueto cameo il presidente del Veneto Zaia ad Armanforte. Sì, pronto? Ehi, ciao Canal, conosco io un sacco di ragazzi che hanno voglia di lavorare, te li mando io. A vendemmiare le quanto hai. L'abbiamo inserito nel momento in cui sul vigneto arrivano tanti giovani italiani, perché non volevamo dare l'idea che non ci siano giovani che hanno voglia di fare. No, abbiamo bisogno degli stranieri sicuramente, ma ci sono tantissimi ragazzi che hanno veramente voglia di impegnarsi e di fare fatica. Sì, ragazzi, grazie veramente. Comunque non si dice quando io ho arrivato, ma quando io sono arrivato. Ma Canal, mi parli bene il veneto, perché qua nessuno parla italiano. Lei è così, che si sa. Ah, si sa? Voglio anche dire una cosa, posso concludere? Che io sono molto emozionato perché per me Antena 3 è Rai 1, nel senso che a casa mia si guarda solo Antena 3, i miei genitori sono sempre lì sul 13 e quindi l'idea di essere qui con voi mi fa piacere perché sto parlando alla mamma e papà, che è il pubblico più importante che ho. Forbici alla mano, ognuno le sue, te ne presto un paio io. Se non hai le tue, il sole in testa ti fa male. Metti il berretto, non usare quel telefono, porta rispetto. Ma ora che mi guardo intorno